Noi siamo la vera novità politica di questa campagna elettorale. La politica oggi ha bisogno di competenza, ha bisogno di credibilità, di riconquistare la credibilità e per fare questo c'è bisogno di un nuovo polo, che è il terzo polo, che dovrà dare risposte concrete a problemi precisi. Il Veneto alla fine è industrioso e anche abituato a risolverseli i problemi, però non è giusto che lo facciano da soli i cittadini e le imprese. Programmare quindi un'agenda che si occupi concretamente delle persone e dei loro bisogni, a partire dal taglio delle tasse e dall'energia. Serve formazione, competenze e lavoro. Per questo crediamo anche molto in una riforma fiscale che punti alla crescita e non alla decrescita del nostro territorio. Vogliamo semplificare il fisco, abbassare le tasse, partire dall'IRPEF che pagano tutti coloro che percepiscono un reddito, eliminare l'IRAP che è una tassa veramente poco sopportata giustamente dalle imprese, rivedendo l'IRES e soprattutto pensando anche che ogni euro dell'evasione fiscale che viene recuperata in questi ultimi anni è aumentato il recupero dell'evasione fiscale debba essere automaticamente messo nella riduzione delle tasse dei contribuenti onesti e corretti. Bisogna puntare sulle rinnovabili, bisogna accelerare la transizione ecologica, bisogna diversificare gli approvvigionamenti del gas. Pensiamo che l'energia si può catturare anche dall'onda del mare, si cattura l'idrogeno e quindi l'idrogeno sappiamo che è un'altra fonte rinnovabile. Ma sicuramente la vera transizione ecologica, quello che ci permetterà la massima indipendenza energetica, è puntare sul nucleare. Proposte anche per le famiglie con la riforma del Family Act. All'interno c'è l'assegno unico universale, ci sono 20 miliardi a sostegno di ogni figlio fino al 21° anno di età, anche andando incontro a partite IVA, imprenditori e imprenditrici, un rimborso per tutte le spese che sostengono l'educazione dei nostri figli.